Allora, io ritengo che un principio che vada salvaguardato è quello culturale, cioè tu non puoi banalizzare il contenuto culturale o con fenomeni che io non approvo, come quello della cancel culture, per esempio. Voglio dire, il rispetto della cultura o della diversità o del politically correct, secondo me, non si fa attraverso fenomeni di maniera. Cioè col blackface, con tutte queste cose qui, si fa con i comportamenti quotidiani. Il rispetto dei comportamenti quotidiani si deve avere anche in un ambito culturale come il nostro, nel rispetto degli autori e di chi ha composto un'opera oppure una sinfonia. Quindi non è attraverso la virtualizzazione o attraverso una banalizzazione del contenuto che secondo me si avvicinano i giovani.